Dopo l'ampio consenso delle precedenti edizioni, anche quest'anno, in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con la sua direzione centrale per la Polizia Scientifica e Cibernetica, ha programmato la campagna educativa itinerante Una vita da social, mirato alla sensibilizzazione dei giovani e alla prevenzione dei rischi connessi all'utilizzo del web, articolata in vari momenti di informazione degli insegnanti, i genitori, gli studenti delle scuole secondarie, primo e secondo grado. Quest'anno la campagna educativa è giunta alla sua 12ª edizione, ha preso l'avvio lo scorso 16 settembre da Cagliari, ha raggiunto Agrigento oggi mercoledì 25 settembre con la presenza del truck con i colori della Polizia di Stato allestito con le tecnologie dell'ultima generazione, a bordo del quale avverranno incontri tematici del personale della Polizia di Stato con gli studenti e gli altri visitatori. Stamani la visita degli alunni dell'Istituto Agrigento Centro, accompagnati dalla dirigente scolastica Rosellina Greco. Oggi siete qui con gli studenti per approcciarvi e fare conoscere, questo stand della Polizia. Sì, questa campagna itinerante della Polizia di Stato, dal titolo Una vita da social, rappresenta per i nostri studenti un'importante esperienza di cittadinanza attiva e responsabile, perché vengono sensibilizzati a comprendere le insidie, i pericoli della rete, a capire l'importanza di un uso consapevole di internet, del web e soprattutto l'importanza di contrastare il cyberbullismo. Ritengo che questo progetto, Una vita da social, sia in linea con quelli che sono gli obiettivi, i compiti della scuola, cioè un'educazione digitale per far sì che siano cittadini del domani attivi e responsabili, e poi è al passo con le esigenze delle nuove generazioni e con lo sviluppo delle nuove tecnologie che hanno indiscutibilmente invaso la nostra vita. Insomma, un buon approccio con l'inizio del nuovo anno scolastico del vostro istituto e delle scuole annesse? Sì, un buon approccio per l'Istituto Comprensivo Agrigento Centro, un buon inizio, e speriamo davvero che ci siano tante occasioni in intesa con le altre istituzioni per fare educazione digitale, che poi è educazione ad una cittadinanza globale.